Primo turno playoff del campionato allievi provinciali messinese. È arrivata l'ora di fare sul serio anche per lo Sporting Atene Messina, che faceva visita al centro di Milazzo al Don Peppino Cutropia, quarta forza del girone A con 19 punti raccolti in 12 giornate. Nella regular season invece i ragazzi di Mister Creazzo hanno collezionato 30 punti in 14 giornate, posizionandosi al secondo posto in classifica. Dirige l'incontro il signor Giovanni Venuto della sezione di Messina, quando possiamo passare a dare un'occhiata ai 22 che si sono affrontati in campo. Per gli Azulgrana del Don Peppino Cutropia: Caruso, De Gaetano, Giuntarando, Zebito, Borelli, Pugliafido, Romeo, Lanza, Camattari e Greco. Sporting Atene Messina con D'Andrea, Ballarò, Lombardo, Bongiovanni, Gangemi, Panarello, Todaro, Bertè, Soraci, Catalin e Lopez. Il completo bianco con inserti verde fluo i ragazzi di Mister Creazzo, come già detto in Azulgrana, i padroni di casa del Don Peppino Cutropia. Schierate qui a centrocampo le due formazioni per scambiarsi un cenno di intesa prima di poter passare, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Francesco Morabito, a raccontarvi quanto accaduto nel rovente rettangolo verde del centro di Milazzo. Si raccolgono qui a cerchio i biancorossi di Mister Creazzo per darsi la carica. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara Venuto e possiamo partire. Il primo sussulto è di marca locale, con Romeo che ci prova dalla distanza. Lascia scorrere il pallone a fondo campo nell'occasione d'Andrea. Sporting Atene Messina e dall'altro lato lamenta un calcio di rigore sugli sviluppi di questa azione convulsa. Infatti viene atterrato il proprio attaccante. È stato ravvisato fallo in precedenza dal direttore di gara Venuto, che avrà quest'oggi una partita molto complicata da dirigere dal clima, come già detto, rovente. Don Peppino Cutropia che si riaffaccia in avanti e colpisce il primo legno di giornata, il primo di una lunga serie. Temperature molto alte al centro di Milazzo, molte le pause, ancora di più le punizioni concesse al direttore di gara Venuto. Prova a sfruttarne una lo Sporting Atene Messina con Catalin, che da distanza siderale non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Caruso. A seguire allora proverà a servire dentro per un compagno. Fa buona guardia però l'estremo difensore della formazione milazzese. Ancora Sporting Atene che prova a mantenere il baricentro alto qui direttamente con Panarello. Dopo aver sradicato il pallone dei piedi a un avversario, prova a calciare direttamente verso la porta avversaria, non trovando però lo specchio della porta. Al primo sussulto però è il Don Peppino Cutropia a passare in vantaggio grazie a questo destro del classe 2002 Francesco Lanza, che dalla distanza sorprende un pigro d'Andrea nell'occasione per il vantaggio della formazione del Don Peppino Cutropia. Si fa dura ora la gara per lo Sporting Atene Messina, e sarà costretto a capitolare una seconda volta. Infatti si sviluppa alla destra l'azione, la palla transita nei piedi di Romeo, destro a giro sotto la traversa, sorpreso anche in questa occasione il classe 2002 d'Andrea, e doppio vantaggio della formazione milazzese. Strada in salita ora per lo Sporting Atene Messina, che nel clima rovente del centro di Milazzo è sotto di 2 reti ed è costretta a una rimonta che sembrerebbe impossibile. Prova a sfruttare la pausa infatti Mister Creazzo per ricaricare le batterie ai suoi giocatori. Si torna in campo con gli stessi 22 grazie all'ausilio delle immagini di Francesco Morabito. Infatti possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa. Sporting Atene Messina che cercherà subito di mettere sotto torchio la difesa avversaria. Sono molti i calci di punizione che potrà sfruttare la formazione di Mister Creazzo. Qui Catalin ci prova col destro a giro a cercare il palo lontano, scende tardi il suo pallone carico di effetto. Dall'altro lato ci prova un altro specialista, Fabrizio Lopez, che però non riesce a trovare i giri giusti al proprio tentativo. Ancora Catalin nell'occasione a servire Soraci sul secondo palo. Il bomber di Mister Creazzo non riesce a correggere in porta per il gol che potrebbe riaprire il match. Ci prova allora Lopez dai 18 metri, colpisce solo la faccia alta della traversa. Sugli sviluppi dell'azione c'è anche un miracolo di Ludovico Caruso che mantiene la propria porta imbattuta. Sporting Atene Messina che ci prova ripetutamente qui con Soraci che si divora il gol del 2-1, servito perfettamente dalla destra, e anche dalla destra che si sviluppa il calcio d'angolo sul quale va a saltare Catalin. Anche lui però non riesce a trovare lo specchio della porta. Primo cambio per Mister Creazzo con Alessandro Ficarra che prende il posto di Michele Bongiovanni al 10° minuto della ripresa, ed è proprio il neo entrato a sviluppare una buona azione sul binario destro. Viene però fermato dalla chiusura di Francesco Borelli classe 2002. Dovrà pensarci anche quest'oggi Flavius Catalin con questa bomba dai 25 metri che carambola sulla traversa prima di depositarsi in porta e riaprire definitivamente la gara. Anche quest'oggi il talento, l'estro, la potenza di Flavius Catalin classe 2003 risulta fondamentale allo Sporting Atene Messina, che ora ci proverà ripetutamente
sembra essere in possesso del pallino del gioco ancora con Kaden che ci ha provato alla distanza. Proverà a replicare la punizione precedente, questa volta va col destro morbido sulla barriera, facile preda di Caruso nell'occasione. Secondo cambio per Mister Creazzo con Christian Trischitta che prende il posto di Vincenzo Lombardo al 26esimo della ripresa. Quando ha ancora un'occasione dal limite dell'area, Katalin va ancora con la gran botta, questa volta spacca la traversa. Il numero 10 di Mister Creazzo, sfortunato anche nell'occasione Sporting Atene Messina, secondo Legno odierno, quando prova a liberare Ficarra sul binario destro viene fermato in posizione irregolare al direttore di gara Venuto. Ancora Katalin sul punto di battuta dell'ennesimo calcio piazzato, questa volta va dentro per un compagno sul secondo palo, l'aveva trovato ma era stato pescato ancora una volta in posizione di offside Todaro. Nel finale resterà anche in inferiorità numerica lo Sporting Atene Messina. Ballaro sgambetta così un avversario e finisce anzitempo sotto la doccia. Cartellino rosso sventolatogli in faccia al direttore di gara Venuto. Sporting Atene Messina però non si perde Damino e avrà ancora un'occasione con Ficarra. Scellerato il suo tentativo che termina a fondo campo. Don Peppino Cutropia che però può sfruttare ora gli spazi concessi dallo Sporting Atene Messina e prima viene fermato in posizione di offside. Poi si surriscaldano gli animi, si alza la posta in gioco e con essa anche la tensione in campo. Una gara molto complicata quella da condurre per il fischietto messinese. Nel finale il Don Peppino Cutropia avrà anche l'occasione per chiudere definitivamente i giochi. Praticamente da 0 metri riesce a calciare sul fondo, a seguire solo il triplice fischio del direttore di gara Venuto. Game over al centro di Milazzo. Il Don Peppino Cutropia si aggiudica il primo turno della fase playoff del campionato allievi provinciali grazie alle reti di Romeo e Lanza. Non è bastato il parziale 2-1 di Katalin per lo Sporting Atene Messina, che ora nella prossima uscita farà visita al Gescale in un derby che si preannuncia infuocato. Un saluto da Claudio Costanzo e alla prossima.